Siamo qui con Marco Porco, reduce dalla battaglia con Ginazzaro. D'altronde con un giocatore così non ci si può attendere che una partita lunga e sofferta, anche se l'è chiusa in 2-7. Raccontaci un po' le sensazioni dopo la partita. Sì, è stata una partita dura perché Gino è un grande lottatore, lo conosco bene, però sapevo come giocarci, anche se non sono il meglio fisicamente, ho cercato di sbagliare poco, di stare lì, infatti era stata veramente una partita dura, anche il tempo non ci ha aiutato, era veramente caldo quest'oggi. Ricordiamo che Marco riprende quest'anno la sua attività internazionale, è stato fermo 2 anni per un infortunio. Come valuti la tua condizione di forma in questo torneo? Non sono molto allenato, però sto riuscendo a esprimere un buon tennis lo stesso, sto giocando discretamente anche se ho sempre i problemi al braccio che non mi aiutano alla lunga nel torneo. Francesca Piu, appena uscita dalla semifinale che gli consegna il diritto alla finale del singolare femminile. Ricordiamo che tu l'ultima finale l'hai giocata nel 2011, che partita è stata? Che emozione hai provato? Non è stata una partita molto combattuta, anche il punteggio 6-1-6-1, ma per il semplice fatto che la partita non era... Il campo non favoriva né me né lei perché c'era un cambio di luce troppo frequente, cioè non vedevamo la palla che partiva, il punto di impatto non sempre quello previsto. Lei si è trovata sicuramente non benissimo, sbagliava prima di me, non è stata una bella partita, abbastanza sciolta. Disputerai anche la finale del doppio misto insieme a Luca Petruzzo. Tu sei, diciamo, una veterana di questa specialità, dato che hai vinto 7 volte il titolo sardo in doppio femminile, peraltro 5 consecutive. Che partita ti aspetti contro una coppia come Moccia e Dini, che conosci senz'altro benissimo, essendo del tuo stesso circolo? Difficilissima, perché comunque Stefano ha una palla molto pesante, ci aspettiamo sicuramente che la partita la faccia lui. Io e Luca giochiamo bene a rete, siamo costruire bene il punto, però dobbiamo sperare che Stefano non sia nelle buone condizioni, tutto qua. Ma per un punteggio non che ci annulli del tutto, più o meno il punteggio sarà già previsto, però noi lotteremo, sicuramente non ci diamo per vinti. Era Pugeldu, appena finita la semifinale con Troelise Edini, appena laureata campionessa di doppio femminile, una sfida difficile contro una bella giocatrice, ma tu hai disputato un gran torneo. Facci un resoconto della manifestazione finora giocata. Allora, il primo match ho giocato un match abbastanza semplice, comunque con una ragazza più piccola di me, anche sulla carta in teoria classifica inferiore alla mia, quindi ho fatto un buon match abbastanza in tranquillità. Secondo un po' più difficile perché era la stessa ragazza che mi aveva battuto in un altro torneo in finale, però la superficie era diversa. Questo era in veloce, quindi era più adattabile per il mio gioco. Poi con Rosalia Incassatta, che è stata... Con lei è sempre, non si sa mai come va a finire il match, siamo più o meno a livello uguale, quindi sempre molto equilibrato. Il match stavolta è andata meglio a me. E infine adesso con la semifinale che Elise Dini è sempre stata più forte di me, quindi anche se speravo di giocarmela meglio ci sta come risultato. Invece nella stagione del 2015 che prosegue, pensi di fare qualche altro torneo o è il tuo ultimo appuntamento? No, per quest'anno penso di fare i campionati italiani di terza categoria e poi vedremo qualche torneo al Fort Village.